C'era una volta un uomo dal cuore grande e dalle mani instancabili. Il suo nome era Callisto e fin da giovane sentiva un profondo desiderio di servire Dio e il suo popolo. Era nato in una piccola parte di Roma, in mezzo a marinai e soldati, ma il suo destino lo chiamava altrove, a prendersi cura dei più poveri e dei più bisognosi e a costruire un rifugio per tutti quelli che cercavano la pace del cuore. Callisto diventò pastore della comunità cristiana in un tempo molto difficile. I credenti vivevano nascosti, cercando sempre un angolo sicuro dove pregare e ritrovarsi. Le catacombe, quei lunghi e freddi cunicoli sottoterra, erano il luogo dove molti trovavano rifugio. Callisto, con il suo sguardo pieno di compassione, si prese cura di quelle catacombe, facendole diventare un luogo non solo di sepoltura, ma di speranza. All'interno di quelle mura sotterranee riposavano migliaia di martiri, uomini e donne che avevano dato la vita per la loro fede. Ogni giorno Callisto pregava per loro, sentendo il peso di quei sacrifici, ma anche la forza che gli davano per continuare il suo cammino. Nonostante le persecuzioni, Callisto non si fermava mai. Quando seppe di un miracolo accaduto nel cuore di Trastevere, dove per un giorno intero era sgorgata una fonte d'olio, il suo cuore si riempì di gioia. Quel segno, quel dono miracoloso, era un richiamo per tutti i cristiani a ritrovarsi insieme e a pregare. Ma non era facile. Accanto a quel luogo sacro, alcune persone, invece di rispettare il momento di raccoglimento, avevano aperto delle bettole, disturbando i credenti che cercavano pace. Allora Callisto, con il coraggio di chi sa di essere nel giusto, decise di parlare con l'imperatore. Si rivolse a lui con umiltà, chiedendo che quel luogo fosse lasciato libero per la preghiera. E l'imperatore, con saggezza, decise che era meglio lasciare spazio al culto di Dio piuttosto che al rumore delle bettole. La vittoria fu grande e Callisto, con il cuore gonfio di gratitudine, costruì lì una chiesa, la prima chiesa dedicata alla Madre di Dio. Le sue mani non solo costruivano muri, ma elevavano preghiere al cielo. Callisto non si fermò mai. Anche quando la sua missione lo portò a compiere scelte difficili, lui rimase saldo nella fede. Difese la verità, difese la giustizia, anche quando questo portò nemici. Ma il suo cuore rimase puro e fedele. Alla fine, il suo cammino lo portò al martirio. Fu gettato in un pozzo, ma il suo spirito non morì con lui. I cristiani, che lo amavano e lo rispettavano, presero il suo corpo e lo seppellirono sotto l'altare della chiesa che lui stesso aveva costruito. E così, ancora oggi, Callisto vive nei cuori di chi cerca la verità, di chi si batte per la giustizia e di chi sa che il vero amore richiede sacrificio. Il suo nome risuona tra le preghiere dei fedeli e il suo esempio illumina il cammino di tutti coloro che credono che anche nei momenti più bui la luce di Dio non si spegne mai. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.